Benvenuti all'avvocato Luca Favini a Veneto 24, con noi il presidente nazionale di Confapi, Cristian Camisa. Buonasera. Buonasera a lei e ai telespettatori. Presidente Camisa, Confapi ha partecipato all'acceso dibattito sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Ci può fare una panoramica e una previsione, dato che anche il Veneto ha tantissime acciaierie che spesso sono fornite anche dall'Ilva? Ma guardi, Confapi ha reputato che Ilva sia un'azienda strategica non solo per Taranto, ma per il tessuto industriale italiano. È necessario per una potenza manifatturiera come l'Italia avere un'acciaieria che fa ferro. Ilva negli anni scorsi era uno dei maggiori player a livello europeo. Le do solo due dati. C'era una produzione di circa 10 milioni di tonnellate, siamo oggi sotto i 2 milioni. Confapi ha fatto delle proposte perché, come sempre, anche in momenti difficili cerca di essere pragmatica. In un momento come questo abbiamo detto al governo che forse è necessario, se non si può salvaguardare l'italianità, rivolgersi ad acciaierie extraeuropee. Perché dico extraeuropee? Perché con il tema del CBAM, e per chi ci ascolta magari non è così ferrato, è questa tassazione che si avrà su quei paesi che hanno alte emissioni inquinanti, può essere estremamente interessante per un'acciaieria extraeuropea poter investire in Italia, perché potrebbe essere un modo per bypassare questa tassa. Tra l'altro ci sono alcune acciaierie extraeuropee, come ad esempio penso a Nippon Steel, che hanno cercato di fare degli investimenti molto importanti nell'ultimo periodo. Aveva acquisito US Steel per 13 miliardi di euro, poi Biden sta bloccando l'acquisizione. È necessario avere un player industriale che possa fare una politica di lungo corso e per quanto riguarda la produzione di Ilva, noi pensiamo soprattutto che si debba salvaguardare anche uno degli asset strategici dell'azienda, che è quello dell'indotto. Noi rappresentiamo la gran parte delle aziende dell'indotto, sono quelle che hanno un grandissimo know-how, che stanno soffrendo in questo momento e dobbiamo fare in modo di tutelarle, perché perso una parte dell'indotto probabilmente si perderebbe una parte insostituibile dell'acciaieria stessa. Presidente Camisa, avete fatto parte della cabina di regia sul piano Mattei, che va a toccare tantissime argomentazioni, dall'Africa alle guerre in Medio Oriente a tutte le problematiche dell'Europa orientale. Come influenzeranno il futuro delle nostre piccole e medie imprese italiane e anche venete, dato il tessuto sociale? Ma guardi, allora, noi abbiamo fatto delle proposte che partono anche dall'esperienza sul campo che Confapi ha, e penso che riguardino in particolare la sua regione, la regione Veneto, dove c'è una grande capacità industriale, ma dove le nostre imprese oggi stanno facendo una grandissima fatica a trovare personale qualificato. In una recente indagine che noi abbiamo fatto, anche nella regione Veneto, un'azienda su due non riesce a trovare personale qualificato. Allora la nostra proposta sul piano Mattei alla Presidente Meloni si è articolata in particolare su tre temi. Il primo, un ruolo primario alla piccola e media industria. Questo perché? Perché già molti giornali, magari probabilmente non amici del governo, comunque stanno titolando che c'è un nuovo colonialismo nei confronti dell'Africa. Se il ruolo delle piccole e medie industrie invece sarà centrale, la storia dimostra che le piccole e medie industrie non vanno per colonizzare, ma per collaborare in ottica win-win. Questo è molto anche bene dagli interlocutori africani. Poi abbiamo fatto una proposta sul tema delle terre rare e dei minerali rari. Da qui al 2050 ci sarà un uso di minerali per la transizione ecologica che aumenterà esponenzialmente rispetto ad oggi. È necessario quindi fare degli accordi con quei paesi che hanno grandi risorse in termini di materie prime, per far sì che le nostre industrie, le nostre aziende non possano avere dei fermi nella produzione. Quindi oggi il piano Mattei può essere un'occasione straordinaria per risolvere una delle problematiche più urgenti in termini di transizione ecologica. E poi il tema della formazione, perché noi pensiamo che un'associazione debba provare a dare anche risposte a questo problema di personale che le nostre aziende non risolvono. Quindi abbiamo proposto alla Presidente Meloni che
le nostre aziende possano indicare quelle che sono le esigenze divise per zona geografica. Da qui in poi si faranno delle sessioni di formazione direttamente in loco nei vari paesi africani in base alle esigenze specifiche, con una seconda sessione di formazione poi nelle associazioni di categoria in Italia. Dove oltre a identificare quelle che sono le funzioni necessarie ci sarà anche l'insegnamento della lingua italiana. Questo secondo noi è un metodo estremamente pragmatico per cercare di risolvere un problema, dare un'opportunità anche a quelle aziende che oggi sono in estrema difficoltà e soprattutto mi lasci dire, in ottica di politica industriale ma anche sociale, è un modo di dare al continente africano una via per arrivare in Italia non attraverso i barconi ma attraverso gli aerei. Presidente Cristian Camisa, la ringrazio molto per il suo contributo, spero ci saranno ancora nuove occasioni. Grazie mille, buonasera a lei telespettatori. Un saluto anche agli amici a casa, alla prossima intervista.